Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen. Buondì. E lo avete sentito nominare Eichmann si chiamava, alla copat 1.500.000 di ebreus. Poi ben lo processavano e lui si è difenduto dicendo, ti alaimo, io ho obbedito il mio superiore, ho obbedito agli ordini, ma i vostri soldati, ora dite agli americani, non hanno obbedito, non avete vinto della guerra perché hanno obbedito. O altri come io processai, anzi, ordais medais ai vostri soldati o altri. Anzi, io ho vorresti ricevere una medaglia perché sono stato nevore scrupoloso dall'obbedire il mio capo, Hitler. Chiaramente che il suo ragionamento al filo è tan dretto che mai. E al va anche ben, sapete per cui? Per cui che pensa che la violenza, che la tristeria delle guerre, ecco, quando è la me è una violenza buona, quando è che di che l'altro è una violenza triste, ha capito? E al fine anche perché che trattano gli uomini come picconi o come palis, senza che vedino, pretendendo che non vedino la coscienza personale, di modo che non sono responsabili di ciò che fanno, le responsabili che il comanda. Pensai due altri. E qui che l'obbedisco così, al va fa un peccato grave contro se stesso, perché al ne la propria coscienza. Buone giornate e buone vite.